David al clamadon je duque graduas d'Israël, i sorestans des tribus, i sorestans di tutis les classis a servici dal re, i sorestans di miars, i sorestans di centenars, i ministradors di tutte la sorobe e di tutto il bestiam dal re e da sei fis, insieme cu conseirs, cui mior oms e cu ogni soldat di valor in Israel. David alleva su in pis e al disè: ascoltaimi, miei fradis e mio popul, io avevi destinato di far su una chiesa di polse per archie del pat dal Signor, pals gabel dai pis dal nostro Dio. Avevi preparato tutto per farle su, ma Dio mi ha detto: no, tu fasaras gran un tempio al mio nome, perché tu sei stato un vuorir e tu has spandut sangue. Il Signor Dio di Israele mi ha scelto me di tutta la famiglia di mio pari, perché diventas per sempre re, per zore di Israele. Difatti, si è scelto Giude come sorestan, e te, Ghernassie di Giude, alla scelta la famiglia di mio pari e dai figli di mio pari, mi ha avuta grat me per farmi re su Israele. Di tutti i miei figli, stanche il Signore mi ha dato un evore di figli, alla scelta mio figlio Salomon per farlo sentare sulla sente dal ream dal Signore, su Israele. Difatti, lui mi ha detto: Salomon, tuo figlio alfasarà su il mio tempio e i miei cortii, perché lui ha scelto lui per figlio, e ho intendi essi per lui un pari. O rinfiorcerà il suo ream per sempre, se lui sarà fedele, talmente in pratica i miei comandi e i miei ordins, come calfas voi. Come denandi tutto Israele, semblè dal Signore, e denandi al nostro Dio che ascolte, us supplichi. Ubbidite e mettete in pratica tutte le leggi dal Signore vostro Dio, se volete essi parons di queste buone terre, e di passare in eredità ai vostri figli da ur di vuatris per sempre. Tu, Salomon, figlio, ricognos il Dio di tuo pari, servissilo con un cur come cuvà e con buone volontà, perché il Signore al stage i curs e agli entri anche tal pensiers pluifons. Se tu lo ciraras, lui si fasarà chiattà di te. Se invece tu lo abbandoneras, lui ti butterà di bande per sempre. Chialemo, come il Signore ti ha scelto, perché tu fasi su una chiesa come santuari. Fasiti fuart e mettiti all'opera. David consegnò a Salomon suo figlio il progetto di entrate e di schiasamenti, di schianivis, di stanzis ad alt, di schiamaris, per dentri e dal luc pal propiziatori. In più, il progetto di tutto ciò che aveva tal chiaf di fa in merito dai curtii dal Tempio del Signore e di tutte le stanzis, di qua e di là, dai tesaurs dal Tempio di Dio e dai tesaurs des robis santis, des classis dai predis e dai levis, e di tutto ciò che riguardava il servizio dal Tempio del Signore, e di tutti gli impresc che coventavano al Tempio del Signore. In merito a tutte le robe d'aur, gli consegnò l'aur, destinando il pes dall'aur di tutti impresc d'aur e il pes dall'arint di tutti impresc d'arint, che conventavano per funzioni. Gli consegnò anche l'aur, destinata ai candeliers e agli lampadis, destinando il pes di ogni candelier e di ogni lampade, e l'arint destinata ai candeliers, destinando il pes dei candeliers e delle loro lampadis, da ur che si vede di doprà ogni candelier. I spiegà troppaur, per staulis de offierte, taule per taule, e dall'arint per staulis d'arint.
dall'aur rut per rimpins, per sguantieris e per bocai. I spiegà troppaur calleve pa copis, cope par cope, e troppa rint, per ogni cope da rint. E consegnà l'aur rut per l'altar dei bonodors, destinanti il pes. E consegnà il progetto dal chiar d'aur dai cherubins, che slarghiavin lis lor alis e che attapponavin l'archie dal pat dal Signor. Duchest e al de per scritto de parte dal Signor, per far capire duchi dettagli dal modello. Allora Davide e disse a Salomon Sofì: fasiti fuart, coraggio, mettiti all'opera, non stave pore, non stavi liti, perché che il Signor Dio, il mio Dio, è con te. Lui non ti lascerà gran e non ti implanterà finché non tu varràs finite tutte lavore dal templi del Signore. Velli classis dai predis e dai levis, per ogni servizi dal templi di Dio. A son a tua disposizione, per ogni sorte di vore, tutte la int di mistir, i sorestans e tutto il popolo a son prons ai tiei ordins.